Continua la rincorsa della Ionica Football Club al campionato di eccellenza, 27esima giornata del campionato di promozione siciliana che ci portava al comunale di Santa Teresa di Rita. Ben trovati amici appassionati, come sempre da Claudio Costanzo, lieto di presentarvi la sfida tra Ionica e Atletico Fiumefreddo, padroni di casa reduci dall'ennesima vittoria maturato allo stadio La Carlina di Trecastagni per 0-2 che gli ha permesso di balzare ancora in vetta alla classifica del campionato con 63 punti all'attivo. Di contro gli ospiti del Fiumefreddo con 30 punti in classifica non hanno più niente da chiedere a questo campionato e sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-5 contro il Lineri Mister Bianco. Dirige l'incontro il signor Davide Musumeci della sezione di Catania, suoi assistenti Viglianesi e Testai, anch'essi della sezione Etnea. Diamo un'occhiata ora alle formazioni che si affronteranno in campo, partendo dalla Ionica con Potenza che sostituisce il fresco convocato in rappresentativa regionale Gugliotta, linea 4 che dovrà fare a meno anche quest'oggi il lungo degente Lombardo, sostituito alla perfezione al giovane Giuseppe Savoca, e con Loria va a formare la coppia di esterni e la retroguardia di Mister Moschella, completata come al solito da San Filippo e da Capitan Erasimenko. Monaco, Cambria e Smiroldo nella zona nevralgica del campo, tridente pesante come al solito con Galletta, Aricò e Savoca. Risponde il Fiumefreddo con Sommese, Cantarella, Lorè, Arena, Vecchio, Semprevivo, Mazzeo, Pesce, Ardizzone, Arrabito e Privitera. Un'occhiata al cronometro per il signor Musumeci e si può partire. Maglia bianca con inserti blu per la Ionica che attacca da sinistra verso destra, maglia blu cerchiata per gli ospiti del Fiumefreddo. Parte subito bene la formazione Mister Moschella che sfrutta in ampiezza il campo, la palla transita dalle parti di Savo che entra dentro il campo, scucchiaiata dentro per l'inserimento di Monaco, impegna Sommese ma era tutto fermo, si era alzata la bandierina dell'assistente del signor Musumeci. Ancora al binario destro le occasioni migliori con Savoca che mette dentro all'indirizzo di Galletta. Anche in questa occasione viene fermato in posizione di offside il Gallo vicino al 13° acuto stagionale. Sembra corretta la decisione dell'assistente del direttore di gara Musumeci. Ancora però Ionica sugli scudi, questa volta con Monaco dal binario mancino che va a cercare Aricò. È flebile però il suo destro. È uno spettacolo per giocare palla a terra i ragazzi di Mister Moschella che ancora con Smiroldo riescono a sfondare dalla destra. Aveva provato a tagliare sul primo palo Aricò, è stato sfortunato nell'occasione. Ci prova allora al vola Monaco, servito perfettamente alla sventagliata dalla sinistra di Loria. Troverà solo un calcio d'angolo. Si gioca sul velluto, la dimostrazione è questo tunnel del numero 10 di Mister Moschella quando riuscirà a passare in vantaggio la Ionica. Infatti palla dentro di Aricò, San Filippo non ci pensa su due volte, sesto gol stagionale, quinto in campionato del guerriero silenzioso che sblocca la gara anche quest'oggi, il secondo gol consecutivo del numero 5 di Mister Moschella. Bacio verso le tribune e Ionica che ha sbloccato il match. Passeranno una manciata di minuti per il raddoppio con Cambria che serve in profondità Galletta, forza in posizione di offside non ravvisata dall'assistente. Galletta allora può siglare il 13° gol stagionale battendo Sommese sul suo palo per il raddoppio della formazione Santa Teresina. Tutto bene, tutto molto bene per i ragazzi di Mister Moschella che continuano ad attaccare qui con Aricò servito ancora da Cambria. Galletta deposita in rete ma si alza ancora una volta la bandierina dell'assistente del direttore di gara Musumeci. Non serve il fermo immagine perché sembrava piuttosto netta la posizione regolare di Galletta. A seguire il duplice fischio il direttore di gara manda le squadre a riposo. Il parziale di 2-0 decidono fin qui le marcature di San Filippo e Galletta che spianano la strada alla Ionica. Si torna in campo con un cambio. Mifa rileva infatti Smiroldo in zona mediana per la formazione Santa Teresina e continua ad attaccare qui con Cambria che ci prova dai 25 metri. Sommese riesce a respingere. Sul proseguo dell'azione però Monaco tiene viva la sfera e mette dentro all'indirizzo di Galletta e canta ancora il Gallo, 14ª volta in questa annata. Prima che lascia spazio al giovane Filippo Marchiafava, può ora sfruttare la profondità della propria rosa Mister Moschella quando prova a farsi vedere dalle parti un operoso Potenza. L'Atletico Fiumefreddo con questo tentativo di Arrabito. Arriva un altro cambio con Leo che rileva Aricò. Anche Casale a rilevare il giovane Giuseppe Savoca, autore di un'ottima prova anche quest'oggi. Ci prova a farsi vedere dalle parti di Potenza Ardizzone. Contrato però il suo tentativo, trova ampi spazi allora la Ionica prova a sfruttarli con il neoentrato Marchiafava che si divora il gol del 4-0 che poteva mettere letteralmente KO il Fiumefreddo. Non accadrà molto alto sul rettangolo di gioco, ritmi molto blandi. Triplice fischio il direttore di gara Musumeci. La Ionica porta a casa altri 3 punti e si riporta in vetta al campionato di promozione a quota 66, rigettando al mittente i tentativi di assalto di Tirrenia e Terme Vigliatore. Nella prossima uscita dopo la sosta farà visita al Messina Sud. Un cordiale saluto da Claudio Costanzo e alla prossima.